Panetti numerati, pronti per essere consegnati ai vari pusher addetti allo smercio, un quintale di droga tolto dal mercato grazie all'intervento della squadra mobile di Padova che da tempo teneva sotto controllo un 36enne albanese che gravitava in città e provincia. L'indagine iniziata nel 2023 ha portato al maxi sequestro di cocaina, hashish e marijuana e all'arresto anche di un italiano. Il blitz nell'appartamento di Legnaro, i poliziotti diretti dalla vicequestore Immacolata Benvenuto hanno atteso che l'albanese uscisse di casa e lo hanno fermato con lui. Sono entrati nell'abitazione. L'uomo tendeva ad allontanare gli agenti dal divano cercando di indicare altre stanze, ma nell'imbottitura i poliziotti hanno trovato 35 panetti di cocaina per un totale di 38 kg. Soggetti già noti sono stati attenzionati, sono poi stati ricostruiti i collegamenti tra di loro e i rapporti che avevano sul territorio padovano. L'intervento è stato fatto al momento opportuno, quando avevamo ragionevolmente modo di ritenere che il quantitativo di droga fosse così ingente. A questo punto i poliziotti si sono spostati nel quartiere Guizza a Padova, nell'abitazione di un italiano nato in Albania. Nell'appartamento non c'era stupefacente, ma le chiavi di un'automobile a noleggio. All'interno sono stati trovati 2 kg di cocaina, 65 kg di hashish e uno di marijuana nascosti in alcuni borsoni, anche questi pronti per essere consegnati. Nel portaoggetti dell'auto anche una pistola a salve con alcuni proiettili. Per i due è scattato immediatamente l'arresto. Non sono semplici galoppini, ma pezzi grossi della catena del traffico di droga. 100 kg sequestrati, la cocaina purissima ancora da tagliare e suddividere in dosi. Se immessa nel mercato avrebbe fruttato 7 milioni di euro. La droga sarebbe stata tagliata, quindi il quantitativo sarebbe stato notevolmente maggiore, destinata non solo a Padova o alla provincia di Padova, ma andava ben oltre il Veneto, probabilmente in tutto il nord Italia. Stiamo cercando di ricostruire tutti i canali sia di approvvigionamento dello stupefacente sia di distribuzione poi sul territorio. Perquisiti anche altri 3 soggetti albanesi, si cercano invece 3 tunisini senza fissa dimora, coinvolti anche loro nel traffico di droga.